è più il fatto di sentirsi in qualche modo violentati, no? Perché sei a casa tua, pensi di essere tranquillo e invece così non è. Ecco quello che resta dopo che i ladri hanno visitato questa bifamiliare in centro a Mogliano in via Montecivetta, prima entrando in un lato, poi nell'altro, sempre con le stesse modalità attraverso la finestra aperta sul retro. Io avevo aperto per far passare aria con le zanzariere chiuse, però loro sono piuttosto scaltri, hanno aperto la zanzariera senza romperla, l'hanno tirata su senza far rumore perché noi eravamo in casa, non abbiamo sentito niente e sono passati tranquilli. Proprietari in casa, quindi, in entrambe le abitazioni, dettaglio non da poco, questo in una zona residenziale tra le 23 e le 23:30. Ho capito che in camera era successo qualcosa e effettivamente perché io salgo al buio, ormai la casa la conosco piuttosto bene, no? E ho sentito qualcosa sul letto e a quel punto ho acceso la luce e ho visto che qualcuno era entrato. Da qui il solito copione con cassetti aperti, disordine, colpo tecnicamente riuscito ma magro il bottino, poco più di una spilla. Ma nel venerdì di Mogliano non è l'unico caso. In mattinata dei finti addetti al servizio idrico si erano presentati in una casa di via Foscolo dal proprietario 75enne. Aiutandosi con una bomboletta spray dal contenuto maleodorante hanno finto un guasto alla rete fognaria. Nello scompiglio hanno trafugato dei monili e 200 euro in contanti, indagano i carabinieri. Giornata di furti, quindi il lockdown, questa è la prova, è davvero finito e torna la preoccupazione. C'è sempre, è logico, cioè quando adesso uno si muove, va di sopra qua e là, pensa, ma che ci sia stato qualcosa di diverso, cioè che sia successo qualcosa, cioè, è logico, ti viene, no?